il nostro Daniele è andato via l'11 gennaio del 99. Io perlomeno ero completamente estraneo all'esistenza della vita oltre la vita, pur avendo avuto varie perdite del gruppo famiglia. Mia moglie poi mi ha detto che era certa della loro esistenza. E quando Daniele è andato via per l'incidente, l'avevamo sentito poco prima, che ci diceva sono allo Sheraton e sto venendo. Naturalmente il dolore lo abbiamo vissuto tutti, quindi è inutile parlarne, però è utile parlare della spinta che ho ricevuto per andare alla sua ricerca, perché era assurdo secondo me che un attimo prima ci eravamo parlati, un attimo dopo tutto era terminato. Quindi ho vissuto, diciamo, forse 2 o 3 anni di anacrisi, però mia moglie mi faceva leggere dei libri appunto di altri genitori che avevano avuto contatti con i propri figli attraverso se stessi e attraverso delle sensitive.